Buonasera. Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so il perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, mai niente lo sa separarci, un giorno potrà. Vieni qui e ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai, seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma con te lo so non finirà il sogno di sentirsi dentro a un film insieme. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Oh, dimmi come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì? Che vuoi che sia? Si tratta solo di cambiare la mia vita. Niente di che, niente di niente, mi basterà far finta d'essere vincente e magari si buttarmi nel lavoro o imbarcarmi in un viaggio inconcludente o solamente stare semplicemente male. Dedicatissima. Ho provato a non pensarti e non pensare, ho cercato un'altra storia da inventare, ma il mondo continua a girare e vorrei cercare di tornare indietro per fermare il tempo e per ricominciare, ma il mondo continua a girare, e mi manca la tua pelle e mi manca il tuo sapore e mi manchi e mi manchi e mi manchi e mi manchi. Che vuoi che sia, che vuoi che sia, che vuoi che sia?
Va Enrico in regia che un accordo sia riuscito a sbagliare. Devo dire che nelle prove ne ho sbagliati di più, però niente da fare. Ho anticipato un do. Buonasera! Buon lunedì amici a casa! 348 80 40 254 per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti. Anche Enrico in regia mi ha detto me ne sono accorto. Enrico, e ho provato a non pensarti, a non pensare, poi ho cercato un'altra storia da inventare. Ho sbagliato, ragazzi, è il bello della diretta. Noi le cose finte non le facciamo, e dico noi perché non sono da solo questa sera, ma prima di farla entrare voglio ricordarvi il nostro super giochino, l'ultima settimana dove sono presenti questi 5 premi, perché dalla prossima cambiamo, vanno via un po', arrivano altri premi bellissimi, ci sarà, non ve lo dico, la spilletta di Catapiretti, lo zainetto, il buono carburante da 10, il buono formaggio da 20, il buono ristorante da 50. Provate a giocare insieme a noi telefonando nel secondo tempo al 378 4080 506. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, vi farò ascoltare a vostra decisione 5 secondi o 15 secondi. Se indovinate la canzone entro 5 secondi avete 2 possibilità di queste 8 buste che saranno presenti sul palco. 8 buste, 5 sono premi, 5 faccette rosse, quindi 5 secondi 2 possibilità, 15 secondi soltanto una possibilità. Ma ormai il giochino lo sapete già, mi raccomando, aspetto tutte le vostre telefonate nel secondo tempo, aspetto tanti messaggi al 348 80 40 254. Iniziamo alla grande questa settimana con Alessia Chelucci. Buonasera. Buonasera, ho sbagliato accordo. Però era difficile, sono arrivato fino lì, fino alla fine. Poi alla fine, quando ho pensato, va che bravo che sono stato, subito, sbagliata. Che te devo dire? Sono salita perché ho delle bellissime scarpe stasera. Sì, ma non è che uno sale per far vedere, non sei zia Marta. Concentrati. No, mamma, che belle queste scarpe, le faccio vedere ai miei amici a casa. Ah sì, cioè sei salita sul palco solo per far vedere scarpe. Adesso posso scendere. Mo cantiamo anche. Senti, visto che sei qua, un brano che abbiamo fatto soltanto una volta in Casa Peretti, ma è così bello perché piace a tutti, piace ai bambini, ai non bambini. È vero. E così ricordiamo un grande che è Bruno Lauzi con il brano La Tartaruga. Wow. La bella tartaruga che cosa mangerà? Chi lo sa? 2 foglie di lattuga e poi si riposerà. La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù come un siluro filata via, che ti sembrava un treno sulla ferrovia. Ma venne un incidente, un muro la fermò, si ruppe qualche dente e allora rallentò. Tartaruga, da allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi, perché quel giorno poco più in là, andando piano lei trovò la felicità. Bosco di carote, mare di gelato, e lei correndo troppo non aveva mai guardato un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. La bella tartaruga nel mare va perché? Fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di noi. La tartaruga lenta come afferra al volo la fortuna quando c'è dietro una foglia lungo la via.
allegria questa Grazie Juanita. A un canzone. certo punto Enrico, di solito in questa zona abbiamo i pinguini, no? Ha messo la tartaruga. Ha messo No, la tartaruga. veramente? Poi l'ha tolta perché la tartaruga stava mordicchiandoti la poppa destra. Ah, ma infatti sentivo un leggero Era lì. fastidio. Tic, tic, tic. Intenditrice tartarugina Sì, bella. sì, sì. Ricordiamo che fine di questa settimana partirà il nostro tour, il tour di Enrico Peretti, di Alessia Chelucci, di Zia Marta, e se il nostro Enrico in regia ha pronte le date ve le facciamo vedere, perché Dai, questo così. sabato saremo a Carmagnola alla locanda Cavassa insieme ai nostri amici Angeli di Ninfa. Ecco, dietro si vedono poco, se riusciamo davanti meglio ancora. Se no mi Poi sposto, il 6 giugno saremo a Lusernetta, il 7 a Valperga, il 17 e il 20 giugno ai Topi, il 28 giugno a Villa di Verzuolo e poi tante altre date. Amici, uno spettacolo di 2 ore e mezza fatto dalla comicità di Zia Marta, dalla musica che ascoltate in casa Peretti. Ok Enrico, grazie, a posto. Insomma, mi raccomando, prenotate ogni serata, è comunque una serata bella per ascoltare musica, per farsi 2 risate con Zia Marta, e poi sono posti dove si mangia anche molto bene, quindi, sì, quindi, quindi. molto bene. Approfittatene. Anche perché siamo in cerca di un sogno incredibile, è una vita che è così. Come dice Dolce Nera, sulle manine a casa, vieni su che fai vedere le scarpe, vieni. Ma le scarpe. Go! E questa canzone farà parte della scaletta di quest'estate, tutto molto rock. Siamo di qua, siamo di là, siamo dove ci va, andiamo in giro tutta la notte, chissà perché non siamo mai a casa prima delle 6, fino all'alba e un po' più in là, di notte come dentro a un film, un gran bel film, siamo tutti là fuori, in attesa di vivere un sogno incredibile. Siamo di qua, siamo di là, a quale festa si va? Chissà che storia mi sconvolgerà. Stanotte sì, sono così come mi capita e voglio fare quello che mi va. Voglio vivere come dentro a un film, un gran bel film. Siamo tutti su, là fuori, in attesa di vivere un sogno incredibile. Diamo l'anima in ogni storia, sempre in cerca di nuove emozioni da vivere insieme. Fuori di qua dove si va, che posto non ce n'è e non c'è modo di parcheggiare l'anima. Si va in un pub e basta un po' di birra e musica per non sentirci soli mai. Di notte come dentro a un film, un gran bel film. Siamo tutti là fuori, in attesa di vivere un sogno incredibile. Diamo l'anima in ogni storia, sempre in cerca di nuove emozioni da vivere. Siamo stelle noir, siamo voci in città, qualche volta in disparte, a piangere, ridere, credere, vivere. Siamo tutti là fuori, sempre dove ci va. In attesa di vivere un sogno incredibile, in cerca di nuove emozioni da
E speriamo di regalare tante emozioni quest'estate, come tante ne stiamo regalando con la nostra Casa Peiretti ormai. Me lo auguro tanto. Questa noi vi canzone a aspettiamo. proposito parlava di un film. Vogliamo fare un saluto? Tanto possiamo già, è già uscito sui social. No. Beh, salutiamo Stefano Napolitano. Salutiamo Stefano. Perché ci saranno delle grandi novità, Esatto. però salutiamo tutto lo staff Bravo, di grazie. Stefano Napolitano, registi, costumisti, per eccetera, questa bella eccetera, emozione, eccetera. ma scopriamo la cosa un po' per volta. Ma io invece avrei già voglia di No, dirlo, perché è una sei grandissima bravo, cosa, avrei già sei voglia di dirvi tutto, ma non posso ancora. Ma vi faccio allora ascoltare la cantiamo. voce di Juanita con un brano bello, Litoranea. Litoranea, Elisa. Bel pezzo estivo, bello. Sembra estate piena. Sì, sto amore da caldo. Adesso però mentre tu canti mi tolgo la giacchina, Vabbè, se no fai sto a così. fonde. Ok? Sei pronta? Yes. Vamos! Nel frigo resta una mezza aranciata, amara come quando penso a te. E me ne faccio di una passeggiata, quasi quasi vado a correre. Tutti corrono per strada e dove vado io senza di te, senza di te. E tutti parlano per strada, ma cosa dico io senza di te, senza di te? Quanta confusione sulla litoranea, giuro che ora scendo che mi manca l'aria. E arrivo al mare a piedi, lo so che non mi credi, ti telefonerò, o forse no, e sento un ritmo che sale, perché non sale anche tu, è solo un gioco mentale, come i colori della TV. Quanta confusione questa settimana, mi hai detto che fortuna che ora sei così lontana, perché ti amo di più. La spiaggia mia e la spiaggia tua sono la stessa cosa, questione di chilometri. La faccia mia e la faccia tua sono la stessa cosa, questione di millimetri. Ma quanta confusione sulla litoranea, sembra un film di susso già la trama. E arrivo al mare a piedi, lo so che non mi credi, ti telefonerò, o forse no, è come l'acqua del mare che bevi quando vai giù. Vorrei restarti a guardare come i colori della TV. Ma quanta confusione questa settimana, mi hai detto che fortuna che sei così lontana, perché ti amo di più. E sento un ritmo che sale, perché non sale anche tu, è solo un gioco mentale, come i colori della TV. Ma quanta confusione questa settimana, mi hai detto che tragedia quando ti ho lasciata, perché ti amavo di più. Bravo Juanita, Litoranea per voi. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, mentre tra un po' giocheremo e devo dirvi che oggi sono stato molto molto bravo, molto clemente nel scegliere le canzoni che dovete indovinare. Bene, speriamo che sia così. Questa sera ho un desiderio.
riuscire a fare l'unplane, quindi a dar via tutti e 5 premi. Pensa che bello, tutti e 5, finito, sbancato Rete 7, Basta che sbancata passi Casa subito che busta vuoi e voilà. no. Così troppo semplice. Abbiamo una richiesta, Juanita, a monitor, vai Henry, fammi leggere la prossima canzone, a chi dobbiamo dedicarla, che abbiamo il piacere di dedicarla, a Corrado ed a Alessandra da Savigliano, che ci richiedono ma che colpa abbiamo noi? E ti ho proprio fatto la versione di Shel Shapiro, una canzone nel pieno boom del 68 di protesta, dove i ragazzi dicevano ai genitori: ma se noi non siamo come voi, ma una ragione forse c'è, però non è colpa nostra. Certo, ascoltiamola. E fa così. La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Suoni sono quelli, Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché, se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai. Ma che colpa abbiamo noi? Ma che colpa abbiamo noi? E adesso la cantiamo un po' insieme. Dai. Quanti di voi l'hanno cantata anche come protesta? Ma che colpa abbiamo noi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi, se non la sapete voi, ma che colpa abbiamo noi? Ma che colpa abbiamo noi? Ma che colpa abbiamo noi? Finale! Ma che colpa abbiamo noi? Il prossimo invece è un brano. Bella. Ti è piaciuta? Sì. Beh, ma poi ci sono tantissime versioni, l'hanno fatta tutti questo brano, però visto che il telespettatore mi ha richiesto proprio quello di Shel Shapiro, abbiamo fatto quella di Shel Shapiro, una bellissima versione, anche quella dei miei amici Pooh hanno fatto di questo brano nell'album Pooh Regeneration. Ma adesso Beat Regeneration. Ma adesso un brano che non è mai stato fatto in Casa Peretti per la prima volta qui in diretta, un brano molto difficile e quindi la tensione sale nel volto, nell'anima della Juanita nazionale, perché Caffè Nero bollente, primo piano su di te. No. Vai Juanita. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me, tu che
che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco invano qualcosa da inventarmi in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma non sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio da sti rubacuori, ma io come Giuda so mettermi nuda. La strada conosco, attirarti nel bosco, attirarti nel bosco, attirarti. Voci di strada all'orecchio, tutto è poco eccitante. E in questo inverno colore caffè nero bollente, ammazzo il tempo così, ma scapperò via di qui, da questa casa galera che mi fa prigioniera, con gli occhi chiusi a 1000 miglia per conto mio. Odio la sveglia che mi sveglia, oh mio Dio, ma io come Giuda so vendermi nuda, da sola sul letto mi abbraccio, mi cucco malinconico digiuno senza nessuno. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato ormai da un sole paziente che brucia dentro di me, che è forte come il caffè. Un pomeriggio così, oh no, non voglio star qui, e poi mi fermo per guardarmi un istante. Le smagliature della vita sono tante, un ballo in cucina e sono ancora bambina, un pranzo da sposa e butterò giù qualcosa, e questa voglia che non passa mentre tutto bussa. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Si è capito, si è capito. Perché io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. E adesso ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo e poi inizia il nostro giochino, quindi cellulare in mano, dovete essere velocissimi perché siete in tanti a chiamare, tutti che si lamentano, non prendo la linea, neanche io sono in linea in questo periodo e quindi Basta mettere la maglia un po' più larga. E infatti dalla S sono passato alla M, tra un po' andrò alla L ci se sono ancora continua X. così. Pubblicità! A dopo. E allora Juanita, ci siamo? Sì, siamo Telefono qua. aperto, ho già un amico in linea, adesso vado a rispondere, ma vi ricordo i premi: il buono ristorante, primo premio da 50, il buono formaggi da 20, il buono carborato da 10, lo zainetto di Rete 7, la spilletta. Andiamo a rispondere. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Pronto? Ciao, sono la mamma di Oscar. Ciao mamma di Oscar. Ciao. Come ti chiami mamma di Oscar? Katia. Ciao Katia, Katia, benvenuta, da benvenuta, Casagrasso, grazie. benvenuta in Ciao. casa Peiretti.
Grazie, complimenti, bellissimo, Casa Peretti ci piace tanto Grazie. e ci fate divertire tanto tutte le sere, è veramente uno spasso. Ce la mettiamo tutta, grazie di cuore. Adesso Grazie però a te, voi. a noi, Ecco, a me infatti. e te. Provi a indovinarla con 5 o con 15 secondi? 15 15 secondi. Vi ho detto Sì. che io sono stato molto gentile questa sera, quindi se uno vuole rischiare anche con 5 stasera si può fare. Però hai detto 15 e questi sono i tuoi 15 secondi. In bocca al lupo. Grazie. C'è anche il cane a tempo, è bellissima. E allora? E allora, sì, dai, è facile, avevi ragione, è facile. Il titolo? Caruso. Sì, Caruso. questa sera ve l'ho detto, amici a casa, iniziamo la settimana, voglio dar tutti i 5 premi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, cosa stai facendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faccio scegliere al mio bambino che Vai. dice il numero 2. Il numero 2, la busta numero 2, eccola qui. 2. Vediamo Speriamo. un po'. Oh sì. Speriamo. Oh sì, partiamo alla grande, Bene. partiamo alla grandissima, anche perché Sì. il bambino quest'estate va in giro col nostro zainetto! Sì, wow, Bravo. proprio Lo- quello che volevamo, grazie. Lo zainetto grazie. di Rete 7! Grazie di cuore. Grazie a proprio voi. quello che volevamo, super felici, grazie. Anche grazie. io, mi raccomando, Buona manda... continuazione. Aspetta, Sì. manda un messaggino sempre al 348 80 40 Sì. 254 Sì, su sì. cosa hai vinto e quando. Grazie, ciao a tutti! Ciao a tutti. Ciao! Ciao, grazie, Un ciao. abbraccio forte, ciao! Ciao. Oh, siamo partiti alla stragrande. Io questa sera voglio farli fuori tutti. I brani sono famosissimi, quindi potete anche rischiare con 5. Se non volete andare sul sicuro, andate con 15. Andiamo a rispondere, va. Pronto? Chi sei da dove? Ciao Enrico, sono Elena e chiamo da Torino. Ciao, Elena da Torino, benvenuta. Ciao, Provi- grazie, buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Provi a indovinare con 5 o con 15 secondi? Con 15 secondi Enrico, grazie. Con 15. Questi sono i tuoi 15 secondi. Vai. Dai, facilissima. Forza. È una canzone dei Negro Amaro, se non sbaglio. Brava! Titolo! Estate, Sì! estate. Brava! Sì, sono Ma stato... allora è vero che sei bravo. Sono stato stasera. troppo buono Bravo, stasera, brava. Tu, brava lei. Bene. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso occhio alle faccine rosse, non me le far tirar fuori. Vai. Allora, la numero 3. La numero Proviamo 3. con la 3. Oh, vediamo. Vediamo che c'è. Mi raccomando. Oh, no, no, c'è la faccina rossa, mi dispiace. Ah, Mi accidenti. dispiace. Ti invito a riprovare da domani in poi. Grazie per aver giocato con noi. Grazie Enrico, grazie a voi. Ciao. Una buona serata. Ciao. Ciao, ciao. E ragazzi, questa sera ve l'ho detto, sono stato bravissimo nella allora scelta dai, delle rischiamo canzoni, in però 5. queste faccine rosse. Attenzione, telefono, pronto, vediamo un po'. Ciao, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Eleonora da Carmagnola. Ciao Alessia. Ciao tesoro. Ciao buonasera. Eleonora, benvenuta. 3. Ciao, grazie. Allora, 5, 15 secondi. 15. No, Sì, non mi si tengo- sono fidati. Fidano di te. Questa sera non vi siete fidati. Se vi dico che erano facili, però vabbè, 15 secondi, poi una faccina sì. rossa è già andata via, Ok. Sei pronta? A quella punta. Sì, dai, proviamoci. Questi sono i tuoi 15 secondi. Vai. Sì. È un capolavoro. non si... Capolavoro. Fantastico il capolavoro che non mi ricordo il titolo. No, non puoi, no. Enrico, ma tu la sai?
Io Non è sì. che puoi suggerirmela. No, non posso. Che Non si può. peccato. Però grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio Grazie, forte. ma a me fa piacere sentire te e Alessia. Grazie, Grazie. riprova, Ciao. noi siamo qua. Buona serata. Sicuramente, ciao. Ciao e salutami. Ciao, un bacione, ciao. Tutta ciao. Carmagnola, ricordiamo che siamo a Carmagnola sabato sera con la prima, Già, sì. la tappa zero del nostro tour. Andiamo a rispondere. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Buonasera, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono sempre Franco di San Sebastiano. Ciao Franco, ciao, benvenuto Franco. 5 o 15 secondi? Facciamo 15, dai. Facciamo 15. Quindi, amico mio, questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli. Eccola! Sì, è quella! Vai col titolo! Non mi viene il titolo, mi dispiace. come no? Anche a noi, sei sicuro? Non ti viene? E vabbè. Niente. Grazie per aver Un saluto giocato. a te e ad Alessia, ciao. Grazie, Ciao, grazie, ciao. a presto, riprovaci. Ciao. 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 Già, Beh, questa già, anch'io già. avrei avuto un po' di difficoltà. No, non Per puoi. il titolo, È la, sì. più- è la canta- è la Lo canzone so. più famosa di Ultimo. Lo so, Tanto ormai è molto arriverà da bella, domani, no. quindi Va bene, dai. dai, Andiamo a rispondere. avanti. Pronto? Chi sei? Da dove? Ciao Enrico, Gilberto da Pinarolo. Ciao. Ciao Gilberto, ciao, buonasera e benvenuto. 5 Buonasera a te Alessia. o Grazie, 15? 5 o 15? Ma se sono facile fai 5. Dai, Bravo, buttati. bravo. Pronto? Sì, Questi- ci sono. Questi sono i tuoi 5 secondi. Vai. Vai. Si può fare. Giudizi universali. Sì, Bravo, due sì. possibilità. Gilberto, due possibilità. Bravo. Due, quindi anche se becchi la faccina rossa possiamo rigiocare. Vai. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Giudizi universali. Allora, bravo. la prima 4. La 4. Oh, la Vai. 4. La 4. La 4 c'è una faccina rossa, ma a noi non ce ne frega niente. Abbiamo un'altra possibilità. Vai. Appunto. Sì. Ma c'è già la faccina rossa. Ce n'è solo più una. Ce Dai, n'era non 3. puoi prenderne due di seguito, dai. Vai. Vai Gilberto, vai. 1, 5, 6, 7, 8. Mio giorno di nascita 5, Il vai. 5. Vai. Vediamo un po'. Il 5. Agil. A cenetta. No. Agil. No. C'era solo più una faccina rossa e me l'hai beccata. No. Non è No. possibile. Non è possibile. No, non voglio crederci. Ma perché? Sei stato bravissimo a indovinare il brano, ma una sfortuna incredibile. Sono rimasti 4 premi. Grazie per aver giocato con noi. Ciao Enrico. Ciao Alessia. Ciao. Cambia giorno di nascita. Ciao. Fai il 6. Ciao. Ciao. Ma no. No, ma che Ma peccato. no. Ma no. Non ci sono più faccine rosse. Adesso infatti. però chi chiama ed è È bravo a fortunato. indovinare ha premio di sicuro. Ah sì, Come direbbe qualcuno, soldi sicuri. soldi sicuri. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, buonasera, sono Fedele da Casagrasso. Buonasera Fedele. Quindi, Ciao occhio che carissimo. qua è importante, ci sono rimasti soltanto dei premi. Quindi 5 o 15 secondi? Farei 50, dai. 50 secondi sono troppi. O 5 o 15? Allora 15. 15 secondi, ok. Sei pronto? Vai. Sono per te questi 15 secondi. Fedele! Mhm. Vediamo qual è il titolo? Blues Brother? Ah, mi dispiace, non sono loro. Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio fortissimo. Ciao. La ringrazio, ciao. Ciao, Enrico, ciao. Riprova, ciao. riprova.
Non erano i Bruce Brothers, era Alex Britti. Non dico il titolo, ma era Alex Britti. Lo so. Andiamo. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Pronto, sei in onda, ma devi abbassarmi il volume della TV. Pronto? Abbassa il volume. Fatto. Oh, a 000. Bravo. Chi sei e da dove? Giada da Torino. Ciao Giada da Torino. Ciao. Sono rimaste 4 buste con 4 premi, 5 o 15 secondi. 15 va bene. 15 secondi. Questi sono i tuoi 15 secondi. È un brano che l'altra settimana è già passato 3 volte, non l'hanno indovinato. Io ho aiutato molto su questo brano. Quindi Giada, a te. Pronta? Sì. Sì, eccoli. Giada! È una canzone unica nel suo genere. Sì, ma non mi viene niente da fare. Ah, mi dispiace. Grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio. Ciao, riprova, buona serata. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. C'è una canzone, mia cara Juanita, nel repertorio di Adriano Celentano, dove nel titolo ha un accordo. E la caratteristica di questa canzone è proprio che tutta la canzone c'è questo accordo qui. Dun, 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 dun. Da domani tornerà anche questo brano. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Sabrina da Torino. Ciao Sabrina da Torino. 5 o 15? 15. 15, bene, Giusto. hai fatto bene. Perché 15 rischiare? secondi. Questi sono i tuoi. Le note Sono quelle. sono il cantato, quindi che canzone è? Qual è il titolo? Un'altra te. Sì, Brava. sì, E sì, fino sì. qua. Allora, 6 a premio, Sono rimaste il buono benzina, è rimasto la spilletta, il buono formaggio e il buono ristorante. Saranno nella 1, nella 6, nella 7, nella 8 il primo premio, il secondo, che sia. Provaci! La 7. La 7. Vediamo un po'. Poteva andare peggio? No, la classifica dice di no, però hai vinto la spilletta di Casa Peretti. Grazie per aver giocato con noi. Grazie. Ciao. Ciao Enrico, ciao. Grazie di Alessia. cuore. Ciao, Mi raccomando, buona serata. Ciao. messaggino importante, Sì. messaggino per ricordarci Ok. cosa hai vinto. Grazie, buona serata, ciao. Ciao anche a te, ciao. Ciao. E il gioco per questa sera finisce qui. Vabbè, non abbiamo fatto l'unplay, però 2 premi sono andati via. Andiamo a vedere cosa c'era nelle buste numero 8. Nella 8 era presente il buono ristorante, quindi del Rabezzana, del valore di 50 euro. Nella 6 era presente il buono formaggi, nel nostro sponsor Tobia, Fattoria Tobia, del buono da 20 euro. E nella 1 c'era il buono benzina del valore di 10. Quindi grazie per aver giocato con noi, ci fermiamo 2 minuti e mezzo e poi chiudiamo questa puntata di Casa Peretti con tutti i vostri messaggi, pubblicità. E chiudiamo questa sera andando a raccontare tutto il vostro affetto sotto forma di messaggi che sono arrivati al 34880 40 254. Ciao Enrico, volevo che mi cantassi Una rotonda sul mare di Jimmy Fontana. Homer da Casale Monferrato, magari arrivo domani. Grazie per questa richiesta. Bella. Una rotonda sul mare. Sempre belle serate in vostra compagnia. Dani, Alessandria, ciao. Grazie Dani, grazie. Ciao Enrico, si inizia un'altra settimana con la tua musica, meno male. Massimo da Venaria. Ciao, Ciao, Massimo. Grazie.
E lui c'è sempre. Oh, Michon. Ciao Casa Peretti, ecco la nostra gattina, anche lei ama Casa Peretti. Un saluto da Riccardo ed Eva da Terni. Grazie ragazzi, è ragazzi. bellissima. Si chiama Sula. Bellissima. Ciao Enrico, ciao Alessia, buon inizio settimana. Siccome mercoledì 27 sarà il mio compleanno, anzi di mio marito, perdonami, vorrei dedicargli Amico di Renato Zero. Grazie, un grande saluto da Stefania. E allora mercoledì so che ti canterò quel bellissimo brano. Grazie, grazie. Arriverà fino a Rondissone. L'amore per il canto dona ai bambini faccia radiosa, Zecchino d'Oro, ai lavoratori buon umore, agli studenti ciò che non piace, loro scartano ingiustamente. Saluti, ciao Rotellini, ciao Carlo, grazie, Ciao. grazie, saluta Corio. E poi? Buona settimana ragazzi, il caldo è scoppiato, eh sì, tutto insieme, vi piace? Io preferisco il freddo. Dico sempre che con il freddo ci si può coprire, ma con il caldo si può solo soffrire. Un saluto fresco dal Lago Maggiore, lo dice Marco. Ciao Marco, grazie. A me non dispiace, poi dipende, chiaro che A me, posso dirti, a me piaceva la mezza stagione, ma non esiste più. Siamo passati dall'inverno all'estate. La primavera era così bella, non c'è. Ciao Casa Peretti ed Enrico. E all'ospite, bentornati in settimana. Insieme a voi, Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea, grazie per i tuoi messaggi, come grazie a tutti voi. Ciao Enrico, ciao Alessia, che bella apertura con Io che non vivo. 883, wow, bravo, Casa Peiretti, viva. Ciao da Roby75, metti sul 13. Chi cambia canale sbaglia, chi cambia canale è un peccato, perché dalle 20 alle 21 non c'è cosa più bella di stare insieme a noi. Ciao Enrico, non ho preso la linea ma ho appena perso un dente. Un abbraccio a voi Tommy. Ma i dentini portano fortuna, mettilo sotto il cuscino. Sotto il cuscino arriva un topolino che come minimo fa un bel bonifico domani. No, bonifico no, ma Beh, insomma. Ciao, sono di nuovo io. Potresti cantare Vita spericolata di Vasco Rossi? Vorrei dedicarlo a mia mamma. Eri che me la fa sentire da quando sono piccola. Grazie, va bene, la mettiamo in programma. Guarda, è un brano che fa molto bene Claudio. Ci sarà qua giovedì, quindi giovedì te lo cantiamo. Ricordo che domani sera ci sarà Azzurra, mercoledì torna il talento di Selene e venerdì la simpatia di zia Marta. Grande Enrico, sei bravo, sei unico, bravissima Alessia, sembra un piacere ascoltarla. Grande Casa Peretti, buona serata. Alessandra di Torino, grazie Alessandra. Ciao Alessandra, grazie mille. Grazie. Ciao Enrico, ciao Alessia. Chi è? Elena. Elena, Ciao la cara nostra Elena, un abbraccio. Ciao Elena, grazie. Elegantissima la mitica Alessia. Buona settimana e buona serata Lilli. Ciao Lillina, grazie. Ciao Un Lilli. abbraccio. Ciao Lilli, grazie. Ciao Enrico, ciao Alessia. Anche questa sera siete uno splendore. Vi seguo sempre con affetto. Renata da Piscina. Renata, prova a giocare con noi. Dai, provaci anche, perché molti sono magari un po' timidi. Provate a giocare con Casa Peretti. Ciao Alessia, ciao Enrico, sempre stupendi. Silvia da Montalciata, idem per Silvia. Ciao Silvia, ciao Renata. Siete che non sempre salutate. presenti nei messaggi e nel nostro cuore, ma provate anche a giocare. Anche Sì. Romy e Roby, bravi, molto eleganti. Un saluto a tutti. Ciao Romy, ciao Roby, grazie. ragazzi, grazie. grazie. Bella la canzone di Pooh che hai cantato all'inizio, sbagliando l'accordo, la canzone del figlio che non va d'accordo con i genitori. Chi vuoi la zia? Cioè, non che vuoi che sia il titolo, non chi vuoi la zia. Ma Livio, grazie Livio. Tanto la zia c'è sempre, che tu la voglia o no. Ciao Livio, un bacione grande. Maria da Torino ci scrive: ciao Alessia, ciao Enrico, bellissima e la transizione sul brano Io che non vivo. Alla prossima, grazie Maria, grazie. Vedi, hanno apprezzato. Viva la coppia d'oro di Casa Peiretti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Un abbraccio, grazie. Grazie Giovanni, grazie Silvia. Che cauto. Una Alessia che luci sempre più affascinante, brava, ci allieta in questa serata che avvia la settimana. Complimenti, siete una garanzia di qualità. Buona settimana Edo. Grazie Edo, che dire, grazie. Garanzia di qualità, quindi Casa Peretti DOCG, di origine controllata e garantita. Ciao ragazzi, carino l'abitino della Calucci. Mi farebbe piacere ascoltare tutti in rete di Gabbani. Grazie Milena. Allora, ne conosco tanti, questa no, ma posso provare a... Fai i compiti la Juanita per la Tutti in prossima rete, volta, me lo tutti in rete. scrivo. Ciao Enrico, ciao Alessia, che piacere vedervi, siete super. Chissà se per favore potete fare la canzone Edizione Rivale, sarà quel che sarà, spero. Sì, è il titolo giusto, sì, dedicata a Giovanni, grazie mille, vi amoro. Titti, la facciamo domani sera Ciao. sera per te. Sarà quel che sarà. Ciao ragazzi. Enrico.
Ciao Enrico, ciao Alessia, bravissimi come sempre. Un abbraccio da mamma Bruna di Prarostino. Ciao Grazie, mamma Bruna, ciao. buonasera ragazzi, un bacione da Alessandra. Sassa, ciao Sassa, grazie, ciao Sassa. Ma nel frattempo stiamo diventati ghost, la versione ghost. Vabbè, così vi salutiamo, non siamo a fuoco, pazienza, vediamo se riusciamo solo a fare un ciao a fuoco. Ciao a fuoco, ciao a fuoco, sì, vengo lì. Ciao a tutti, grazie, ci vediamo domani con Azzurra. Ciao. Mi sposto di qua, non andare di là. Ciao, saluta, sono di qua. Saluta.